Cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Maledetto Veneziano. Oggi parleremo di quelle situazioni in cui soprattutto del lato femminile in cui anelano attraverso la sindrome dell'eletta, anelano l'uomo simbolo del gruppo del branco. E questo nome, gli diamo un nome tanto per allacciarci una storia fantasia che chiameremo il Ciccio di Milano, non dico Milazzo, ma Milano, il Ciccio di Milazzo, di Milano, no? Allora, però prima di fare questo, il Degarda Maledetto Veneziano vi chiedono di iscrivervi al canale di Il Degarda, al canale vostro Maledetto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi social, in cui Facebook abbiamo un gruppo del nome Radionica Radiostesia Teologia ed Ermetismo, siamo 1500 e stiamo crescendo. Se non sei ancora iscritto, iscriviti, fatti un regalo, i link sono sotto in descrizione. In più vi ricordo anche che dal 2015 Maledetto Veneziano ha fondato un sito gratuito in cui si possono scaricare 20 ebook di radionica radiostesia con tante di istruzioni, il link sempre sotto in descrizione. E ultimamente De Gara e Maledetto Veneziano hanno aperto un shop dove si possono comprare ad esempio questo ciondolo amuleto magico a 150 euro più 10 euro di spedizione. E in più ci sono altri prodotti esoterici di qualità. Bene, iniziamo a parlare un po' di questa storia che praticamente, tra virgolette, si può definire una sindrome dell'eletta e racconterò questa storia fantasia con un nome con un personaggio che si chiama Ciccio, no? Questo Ciccio era il belloccio del paese di Milano, scusate, e a un certo punto cosa ha fatto? Ha fatto che aveva a livello finanziario era importante, aveva un padre che aveva fatto non il barone, ma il maggiordomo un barone, e poi dopo si era impadronito un po' della cosa e avendo questo figlio del nome Ciccio, no? Ciccio era anche un bel fisico, un bell'uomo, a un certo punto era un po' annenato, questa è una storia fantasia, mi ha detto queste cose qua, le racconta fantasia, era annenato dalla maggior parte delle ragazze dei suoi tempi. Poi cosa è successo? È successo che una donna, no? Insomma, si è sposato con una donna, e solo che il Ciccio, no? È un nome fantasia Ciccio, mi raccomando. Insomma, aveva tante, come si suol dire, tante donne oltre alla propria moglie, no? E un giorno la propria moglie, cioè, stanca di avere la sindrome dell'eletta, ha cercato compagnia con un altro uomo. Il Ciccio, no? Preso dal discorso di territorialità, no? Che dice io vado sì nel letto delle altre, ma la mia donna, no? Non la tocca nessuno. E quindi ha trovato nella Ciccio House, ormai è diventata una leggenda questa house, Ciccio House che era praticamente un farmacista, no? Ha trovato la propria moglie a casa del farmacista lì, è nato poi la leggenda, questo è tutto un racconto di fantasia, cioè di Milano, volevo dire, no? Quindi la storia come va a finire? Va a finire che questa donna, no? Avendo la sindrome dell'eletta, no? Dopo aver chiaramente divorziato dal famosissimo Ciccio di Cos'è poi, no? Va nella vita a cercare un nuovo compagno. Il problema è che il nuovo compagno è Ciccio 2, Ciccio, ritorno di Ciccio, Ciccio contro tutti. Perché questo? Perché fondamentalmente il primo uomo di questa signora è stato a livello esoterico e magico, chiamiamolo come, perché quando una donna viene deflorata dal primo, praticamente a livello del subconscio viene marcata. Quindi questa povera signora, tutte le persone con cui cercava di ricostruirsi una famiglia, no? Praticamente cambiava l'abito, ma il succo era sempre il ciccio. E ogni volta si innamorava perdutamente del nuovo Ciccio che aveva nome Salvatore, però diciamo che il Ciccio era biondo, il Ciccio era di qua, era il Ciccio di là, però ogni volta incontrava un nuovo Ciccio, la fotocopia del primo Ciccio. Perché questo? Per due motivi. Primo perché ha avuto la sindrome della eletta, cioè praticamente il galletto del paese, perché il padre
aveva un po' preso, diciamo, le money da un barone ed si erano arricchiti, che poi dopo sono caduti anche in disgrazia. In più era anche il belloccio del gruppo, che tutta lei è la conquistatrice, l'ha voluto anelare, purtroppo non ha capito che quel giorno lì era meglio che andava a pescare, perché pescare con la canna, perché purtroppo ha fatto un danno a lei, poi sono nati i bambini. Allora, quali soluzioni intraprendere per tagliare questi legami energetici potentissimi? Che molte persone non sanno neanche che esistono. Adesso io l'ho messo giù per ridere, il Ciccio è un nome fantasia, figuratevi se esiste il Ciccio di Milano, volevo dire. Però quello che voglio dire è che quando una persona ha la sindrome della eletta e in più viene marchiato da uno che è, non fatelo dire a me, capirete che se viene marchiato da un tipo soggetto così, la sua vita diventerà una vita inserita. Quindi, quali sono i consigli che vi dà Marietto? Chiaramente una bella pulizia energetica, poi dei riti propiziatori per fare in modo di tagliare questi legamenti perniciosi. E ci sono molte persone, anche uomini, ma con il lato femminile che va in questa direzione per errori di valutazione, perché magari in casa sono stati condizionati, ma potrei raccontare tantissime storie. Adesso ho parlato del ciccio, per un nome a fantasia, non è mai esistito questo ciccio, ma per raccontarvi delle storie così a fantasia per farvi capire le problematiche. Bene, cari amici, il vostro Maretto vi ringrazia e vi chiede di iscrivervi al canale di Legame Maretto Veneziano. Noi siamo qui per voi. Ciao.